Era il 10 marzo di 2 anni fa, quando l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, insieme ai vescovi di Locri, Acerra e Mazzara del Vallo, firmavano il documento della CEI, Conferenza Episcopale Italiana contro la mafia. Aboliamo ogni festa religiosa nei paesi dove si contano omicidi, diceva Monsignor Montenegro. Il sacro non basta per ritenersi a posto se poi nessuno denuncia e la cultura mafiosa è l'unica ammessa. Parole pesanti che ancora oggi tornano a riecheggiare. Altro atto di sensibilizzazione da parte di Don Franco, la lettera indirizzata a tutti i sacerdoti, diaconi, componenti dei consiglieri pastorali parrocchiani, ai cittadini, alle confraternite e ai comitati delle feste religiosi, con la quale prende posizione sullo svolgimento delle feste patronali e lo fa in occasione dell'inizio della Quaresima, invitando tutti a riflettere sul particolare momento storico che la nostra popolazione sta vivendo. Le feste patronali che si celebrano nelle nostre comunità, ha scritto Don Franco, sono un segno di fede che attraverso le diverse generazioni arriva ai credenti del nostro tempo, i quali sentono il bisogno di onorare i santi patroni nel modo più solenne possibile. Ciò che vorrei chiedervi, si legge nella lettera, non è di tagliare qualcosa, ma di fare in modo che, per la stessa cosa, si spenda meno. Ciò che si risparmia potrebbe confluire in un fondo da destinare alle famiglie in difficoltà, così la festa religiosa diventa occasione di evangelizzazione, espressione di carità e segno di speranza. E Don Franco pone anche delle domande. È autentico amore ai santi quello che porta a spendere diverse migliaia di euro, mentre nella stessa strada in cui passa la statua del santo ci sono famiglie che non hanno di cosa mangiare? I santi si aspettano da noi solo le manifestazioni esterne ben fatte o una maggiore attenzione all'uomo, che è la gloria di Dio? E prosegue. La finalità di una festa religiosa si può racchiudere dentro un calendario di eventi senza dare attenzione alle problematiche del territorio? Interrogativi forti ed implacabili quelli posti dal vescovo di Agrigento, che ancora una volta scuotono e lasciano spazio ad una riflessione e ad un attento esame di coscienza da parte di tutti noi. A tutti gli altri, a quelli che amano, a quelli che hanno un futuro sicuro.